Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. Apriamo il nostro notiziario parlando di economia. I pensionati veneti continuano a perdere potere d'acquisto, in particolare sul carrello della spesa, che rincara con percentuali a doppia cifra. L'analisi dello SPCGL regionale evidenzia che il valore medio delle pensioni private in Veneto è passato sì dai 1.225 euro lordi mensili del 2022 ai 1.090 euro attuali, però a partire da quest'anno gli anziani veneti stanno sborsando in media 180 euro in più al mese in confronto al 2021. Massimo Cestaro, segretario dello SPCGL del Veneto, fa un appello al governo chiedendo, tra l'altro: torniamo a ribadire la necessità di allargare la platea dei beneficiari della 14ª mensilità e aumentare gli importi. Infine monitoreremo anche la questione dell'innalzamento delle pensioni minime. Nel 2022 il fisco ha recuperato nella lotta all'evasione oltre 20 miliardi di euro. Questo dato annunciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF, nei mesi scorsi è l'ennesima dimostrazione che negli ultimi anni la lotta contro l'infedeltà fiscale sta dando i suoi frutti. Tra il 2015 e il 2020, ad esempio, l'evasione in Italia è scesa di 16,3 miliardi di euro. Sebbene il 2020 sia stato un anno molto particolare a causa della pandemia, il tax gap stimato dal MEF è sceso a 89,8 miliardi di euro, di cui 78,9 sono ascrivibili al mancato gettito tributario e gli altri 10,8 miliardi sono per così dire, frutto dell'evasione contributiva. A comunicarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Cambiamo argomento. Ieri pomeriggio all'Arsenale è stata di scena l'inaugurazione del Padiglione Italia nell'ambito della 18ª Mostra Internazionale di Architettura, in programma a Venezia dal 20 maggio, cioè oggi, al 26 novembre 2023. Spaziale, ognuno appartiene a tutti gli altri. E questo è il titolo del Padiglione Italia. Il progetto, è stato sottolineato, si fonda sulla visione che l'architettura sia una pratica di ricerca al di là della costruzione di manufatti e la progettazione sia sempre il risultato di un lavoro collettivo e collaborativo che supera l'idea dell'architetto autore. Lo spazio è inteso in questa visione come luogo fisico e simbolico, area geografica e dimensione astratta, sistema di riferimenti conosciuti e territorio delle possibilità. Clio Make-up è un'icona di stile e non solo per i consigli e le ricerche nella scienza e nell'arte del make-up. Clio Zammatteo all'anagrafe è uno degli esempi più fulgidi di imprenditoria self-made, indipendente e inclusiva. Influencer tra le più note e amate, incoraggia concretamente le donne e i giovani nella realizzazione dei propri sogni e non deroga da un codice di comportamento legato ai propri valori umani ed etici, a quelli dell'autenticità e affidabilità che dal 2008 sospingono il suo successo personale e imprenditoriale. Ed è proprio la celebre imprenditrice e make-up artist a siglare il gran finale del cartellone di incontri in Touch 2023. Promosso dal Comune di Venezia a Rete Biblioteche, mercoledì 24 maggio alle 18 nella Biblioteca di San Tomà, per un incontro ormai sold out. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.